Il tema degli animali domestici entra nella campagna elettorale per le elezioni amministrative di Padova. La candidata Francesca Gislon pensa alle cure che cani e gatti richiedono, spese che le famiglie sostengono e che secondo lei dovrebbero essere coperte in parte con l'aiuto del comune. La nostra proposta per gli animali, diciamo da compagnia, come vengono chiamati, è quella che si vedano sotto un'ottica diversa, cioè sotto l'ottica della funzione che svolgono per le persone anziane, ma non solo, per le persone che hanno disabilità, ma non solo, anche per i ragazzi, anche per noi adulti. Avere un animale significa comunque dover sostenere delle spese, non esiste tra virgolette una sanità gratuita per gli animali e quindi pensiamo che una forma di cura e attenzione per i cittadini di questa città sia anche prevedere per chi ha meno possibilità ma ha un animale un aiuto concreto per poterlo tenere.